martedì 6 giugno, ho appena fatto colazione, è già tardi, penso siano 10:37, cioè fuori di testa, colazione un po' tardi, ma oggi... Oh Mumi, cosa hai fatto? Aspetta, aspetta, qua bisogna fare le pettinature, cioè... Ecco, questo ce l'aveva sulla zampa, cioè tra le dita, tra le unghie, dai, un buzzicotto di pelo. Bisogna pettinarsi di nuovo oggi. Pepe. Pippo. Ma guarda che bello. Ecco, di nuovo. Pippo, che pazienza che devi avere con quel gatto. Dai che esce il sole. Anche oggi la pioggia non ci ha risparmiati. Cioè veramente, non c'è giorno che non piova. Mi ha così depressa questa situazione di pioggia, tutte le ferie pioggia, che il prossimo anno cambio periodo. Sì, il prossimo anno cambio periodo. Comunque sto mettendo via legna oggi. Oggi ci stiamo dedicando a questo lavoretto. Infatti sono piena di segatura ovunque. Occhiali pieni, sono piena. Mi è arrivato il pacco di uno dei 2 ordini di Shein che ho fatto e ho provato i vestiti e confermo che la taglia S è perfetta per me. Sono le 5 già. Mi sono arrivate anche altre cosine da Shein. Ho preso questo. Questo che cos'è? È un piccolo contenitore, una piccola scatolina. Se riesco ad aprirla. Ok. All'interno c'è un profumo. All'interno ci sono questi, sono dei piccoli foglietti e questo è sapone. Ebbene sì, questo è sapone. Occupa pochissimo spazio, anche quando si va magari nei bagni pubblici e manca il sapone e capita che manchi il sapone. Questo, un foglietto di questi, ci si lava le mani, l'ho provato prima e funziona. Comunque adesso vado a finire il mio lavoro perché sennò... Dai, ancora poco. Forse stasera andremo a mangiare fuori, forse una pizza, vediamo. E... Vediamo, io sono stanca, sono un po'... sono veramente un po' giù di morale, sia perché è l'ultima settimana di ferie, sono gli ultimi giorni, poi perché ho il pensiero che, insomma, rientrando al lavoro dovrò fare tante cose, dovrò fare tanti controlli e quello anche per me è un po' preoccupante. Non sono neanche più andata a vedere le email di lavoro, proprio ho voluto staccare, non sono neanche più entrata nella posta. Sicuro ce ne saranno, ma prima dovrò fare tutti i controlli e fare tutto quello che c'è da fare, poi vedrò anche di rispondere alle mail. Basta, mi sa che mi tocca uscire, che Franz dovrebbe essere qua. Comunque vi faccio vedere questo, che non so se avrete già visto il video di Shein. Ho preso un altro set con pantaloncini e top. Ne ho preso un altro perché l'altro mi piace tantissimo e questa volta l'ho preso blu. Io non so se il blu mi sbatta, non lo so. Io sono più per i colori freddi, però uso anche colori caldi. Adesso sta cosa dell'armocromia aiuto, ormai va di moda, a me non me ne frega niente, cioè se mi piace lo indosso, se no no. Però volevo averlo anche blu, come set, poi magari ne prenderò un altro.
vado a finire il mio lavoro per oggi. Tornati a casa, allora sì, siamo andati a mangiare la pizza alla Nuova Botte del Re, che è lì a Calalzo di Cadore, e non ci andavamo dal pre-Covid, quindi da tanto tempo, e comunque era buona la pizza. Quella che ho avanzato ce l'ho qua fuori, adesso devo portarla in casa. C'è Bue che sta mangiando, quindi non volevo disturbarlo. Comunque, questi capelli fanno quello che vogliono. Adesso mi do una lavata e mi sa che stasera vado a dormire. Beh, sono già le 10 in realtà. 10:25. Record. Per Franza è un record star sveglio fino a quest'ora. Comunque penso di andare a dormire perché ormai è già tardi. Vabbè, comunque abbiamo fatto una cena diversa e poi non c'era casino, non c'era gente, quindi abbiamo mangiato molto tranquilli. Ah, ho messo i nuovi pantaloni di Shein. Sono tipo di... non sono di lino, ma sono di cotone mi pare. No, però sono leggerini, vabbè, questi qua. E sono lunghi giusti per me, che è un miracolo, e sono proprio comodi. Dei pantaloni perfetti. Infatti devo cercarne ancora, cioè devo riordinarli di altri magari colori se ci sono, perché sono veramente comodi. Poppy, hai mangiato? Ciao, buongiorno Pippo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Bobby. Oggi è una bella giornata. Bella, bella, bella. Stamattina c'erano delle nuvole, beh anche adesso in realtà, ma era più velato. Adesso invece si è sistemato il cielo, il traffico della mattina. Vabbè, niente, allora, mi sono messa a far pulizie oggi perché mi sono svegliata molto presto, non riuscivo più a dormire e quindi il problema di quando sto a casa è che poi inizio a soffrire di insonnia perché non facendo niente durante il giorno non sono stanca e non riesco più a dormire. E è qualche notte ormai che dormo malissimo. Senti, senti? E qua che brontola perché noi siamo qua e gli diamo fastidio. È lì, eccolo lì. È lì. E non c'è solo quello, però ce ne deve essere. Ah, ce n'è uno qua in mezzo, qua in mezzo. Eccolo là. È quello che brontola. Ah, vabbè. Comunque, appunto, mi sono messa a far pulizia. Adesso devo riprendere. Mi ero fermata un secondo. Ho mandato un messaggio. Pippo, sei un pazzo! Spiritato, spiritato. Cosa farebbero senza questi tiragraffi? Vai. Vabbè, comunque sì, stavo facendo questo lavoro qua di pulizie. Infatti ho tutto un po' per aria, diciamo. E anche di qua ho tutto per aria. Devo anche stendere perché la lavatrice è finita e anche la lavastoviglie è finita. Rifaccio il letto, che tanto aria ne ha presa abbastanza al materasso. E poi mi metto a pulire, a spolverare di là e a passare la spira e lava. Però prima devo stendere, prima di fare quel lavoro là. Vabbè, comunque riprendo il via a fare ste cose anche se non ho voglia. Buongiorno, oggi ho messo su uno dei nuovi vestitini. Sembra caldo, è il sembra che frega sempre. Sto andando un attimo, chiudi l'aria per piacere. Sto andando al lavoro, devo passare di là e lunedì rientrerò, quindi ahimè ho ancora 2 giorni a casa, oggi e altri 2 giorni e poi basta. Allora, queste ferie, tirando le somme, mi sono servite? Sì, da una parte sì perché ho staccato veramente dal lavoro, più o meno, perché comunque il pensiero ce l'ho sempre, però da una parte mi sono servite, sì. Dall'altra avrei potuto sfruttarle diversamente, sì, ma organizzandomi per tempo, cioè l'ho saputo troppo tardi di avere le ferie, quindi
non sono riuscita a fare niente. A me fare le cose di corsa non piace, mi piace comunque programmare, quindi avrei potuto programmare magari un giro da qualche parte, ma alla fine me le sono godute qua, godute tra virgolette, perché c'è sempre stata pioggia. Però le pecore, sono appena arrivate le pecore e io sto andando via. No, è iniziata l'estate, ci sono le pecore. Ogni anno lo dico, quando arrivano le pecore è estate e ci sono le pecore. Eccole, sono arrivate. Beh, dopo le riprendo meglio, perché comunque penso che saranno qua in giornata, non lo so, ne hanno qua da mangiare di prato. Vabbè, adesso vado via, se no sono già in ritardo. Vado via, sono 17 gradi.